Buonasera da San Patrignano, atto conclusivo dell'8º concorso ippico internazionale Challenge Vincenzo Muccioli. San Patrignano, siamo a pochi chilometri da Rimini, tutto pronto o quasi qui al campo centrale di San Patrignano per il Gran Premio, l'appuntamento principale, l'appuntamento più importante, l'appuntamento atteso dagli appassionati. Le Olimpiadi ormai sono alle porte, pochi giorni e si comincia, atmosfera olimpica ad Atene carica di tensione, ma soprattutto si gareggerà con la luce artificiale, quindi questa è una prova generale. Infatti molti cavalieri hanno sottolineato questa opportunità. Rodrigo Pessoa, soprattutto, con cui parlavo oggi, mi diceva teneva veramente tantissimo a provare il percorso questa sera con le luci, perché è importante, insomma, come si sa, per un cavaliere e soprattutto per il cavallo abituarsi alle condizioni anche di illuminazione particolari che si hanno la notte. Allora, si sta per cominciare, dobbiamo dire che Marco Cortinovis è stato fantastico, ha disegnato anche un percorso abbastanza cattivello. Severo, severo, perché insomma ci sono state grosse difficoltà. I tecnici anche in tribuna, insomma, e qualche cavaliere di cui ho sentito i commenti erano abbastanza, insomma, sottolineavano questo aspetto di difficoltà. Ecco, sì. Sì. E allora si sta per cominciare, ovviamente come vedete da questa bella inquadratura che ci offre la nostra regista Giustiniani, il campo si è un po' ristretto dal punto di vista degli ostacoli ovviamente, e bisogna considerare che è una prova ristretta, ma è una prova di grande difficoltà, perché per esempio se vogliamo segnalare i verticali confossi ora vengono predisposti al contrario, mentre la doppia gabbia è stata ristretta. Sono piccoli accorgimenti che ci spiegava Cortinovis all'inizio telecronaca, che possono mettere in difficoltà. Intanto si sta per cominciare, ecco, i Wautakers 4 penalità e il nono, perché ovviamente si comincia con la classifica all'inverso, al contrario, quindi dall'ultimo fino al primo. Parlavamo del disegno di Cortinovis. Veramente molto impegnativo e d'altronde ci si prepara alle Olimpiadi, fra un mese neanche non si scherzerà affatto. Siamo anche per le condizioni climatiche, insomma, che saranno impegnative, ma d'altronde a Sydney 4 anni fa veramente fu estremamente impegnativo e difficile il percorso, come sempre alle Olimpiadi. Telegrafico, e poi ovviamente salutiamo Andrea Muccioli, bilancio positivo, 18 nazioni, insomma le bandiere, come mi piace ripetere, qui non ci sono più posti per le bandiere delle nazioni. Ci tengo veramente a fare un grazie di cuore a tutti i ragazzi di San Patrignano che organizzano queste manifestazioni, dimostrando grandissima capacità, responsabilità, dignità, enorme senso del vivere che hanno riacquistato, e credo che diano un messaggio importante a tutti i ragazzi che si trovano in difficoltà, che hanno un disagio, che hanno un problema di emarginazione. Con impegno, con dignità, con determinazione si può arrivare a qualsiasi risultato. Grazie ad Andrea Muccioli per essere stato qui in postazione per questo avvio della seconda manche. Grazie ancora, complimenti e soprattutto in bocca al lupo per i campionati europei che si svolgeranno qui a San Patrignano nel luglio del 2005. Intanto si chiude la prova di Wautakers, sono 16 le penalità, 43,05, 16 penalità, 43,05. Vi ricordo che le 16 sono le penalità complessive, ovviamente, perché portava in eredità, diciamo così, le 4 penalità della prima manche. E siamo al secondo Sebastian Pellon, l'argentino, quindi era l'8º nella classifica della prima manche. Vi ricordo che è anche per lui 4 penalità, dunque ci sarà ora da seguire con grande tensione la prova della compagine azzurra, la chiamiamo così, dei 3 azzurri, Chiodani, Marioni
e poi abbiamo visto anche l'ottima prova di Chimiri, ma seguiamo la prova che sta svolgendo Maison-Pellon, Sebastian Maison-Pellon, l'argentino, e dunque nell'alternarsi qui in postazione al microfono, oltre ovviamente a Andrea Muccioli che abbiamo avuto in avvio, avremo sicuramente entro la fine anche Duccio Bartalucci, il commissario tecnico della nazionale, e qui accanto a me Marco Cortinovis che ha disegnato il percorso e soprattutto è stato colui che ha disegnato anche il percorso della prima manche. Buonasera Cortinovis. Dunque allora, buonasera a voi. Questo secondo percorso per la seconda manche, rapidamente spieghiamolo. Allora sì, è un percorso che, come avevo anticipato, ho voluto creare in esso anche non solo momenti di velocità ma soprattutto di grande attenzione, come quasi una prima manche. La combinazione di due larghi, la linea al contrario con i due verticali su fossi, fa sì che i cavalieri non solo affrontino il percorso cercando di migliorare le loro prestazioni nel tempo, ma dovendo portare grande attenzione proprio anche alla barriera. Intanto 8 penalità per Pellon, 42,30, vi ricordo portava in eredità 4 penalità della prima manche. Intanto stiamo seguendo, ed era il settimo in classifica, Alves. Ecco, si approccia ad affrontare l'ostacolo verticale in appello alla linea nuova della combinazione largo-largo, che è il residuo della doppia gabbia del percorso base, il B e il C. Flette su un ostacolo nuovo con una particolarità di un cancello sotto fatto a scacchi, e affronta la linea con i fossi al contrario. Bene il primo elemento, il secondo, e quindi adesso aumenta la sua, in effetti così è, per la velocità guadagnare sta il tempo, sì. E conclude il primo 0 della seconda manche. Ecco qui, dunque 0 e passa in testa. 0 penalità, però vi ricordo che aveva 4 penalità della precedente, quindi sono 4 le penalità. Infatti, e con questo il tempo sono 41,36, e ha dato il ritmo alla gara, perché adesso tutti, avendo uno 0 e un 4, devono non solo mirare al netto ma dare veramente la velocità al loro tracciato, che è lo scopo di questo tipo di categoria. Posti ovviamente esauriti sugli spalti, abbiamo visto in questa bella inquadratura. Tanto Rodrigo Pessoa, numero uno possiamo dire tranquillamente, Pessoa che porta in eredità dalla precedente prova, dunque dalla prima manche, porta in eredità 4 penalità. Sicuramente lui dirà la sua per il tempo, perché è un professionista di questa specialità, e peccato delle sue 4 penalità nella prima manche, ma un gran tempo, 70,32. Infatti gli avevano compromesso la situazione della gara. Ricordiamo che il tempo massimo da 72 a 78 nella prima manche, nella seconda tempo massimo abbiamo detto che è di 72. È di 72. No, scusate, no, è di 45. Di 45, sì. Da 72 a 78 nella prima, perché è stato aumentato, sì. 45, ricordiamo 45 nella seconda. Ecco qua il suo 0, e riesce a chiudere. Ragazzi, bellissima la prova. Veramente, veramente. Pessoa. Ormai la gara è nel vivo, e i due cavalieri. 38 e 87, 4 penalità. Ha dato proprio il ritmo alla categoria. Sì. E adesso bisogna far solo meglio, che diventa sempre più difficile. Diciamo che siamo tutti un po' in tensione, 3 binomi azzurri lì ai primi posti, si diceva anche con Muccioli. È una bella soddisfazione sicuramente. È veramente una soddisfazione. Abbiamo il grande Marcus, che di sicuro Marcus Fuchs non si smentisce mai, anche lui nelle categorie a tempo, quindi avrà anche lui da mettere la sua firma. Con la Toia, vi ricordo però 4 penalità. Anche lui in eredità di 4 penalità. Ma un gran tempo, 70,04. Seguiamolo con interesse, questo numero 1 anche qui presente a San Patrignano. E decisamente attacca il percorso già dal numero 1 e stringe molto. Perfetto il rientro.
prende la parte larga per chiudere poi in girata verso la... entra Brillante, speriamo che riesca. Ecco, infatti era il rischio, sì. era il rischio, è entrato molto Brillante, c'è stato il rischio di questa uscita di barriere monocolori che sono state molto selettive anche nel primo giro. Ricordiamo la doppia gabbia che è stata ridotta a 2. Sì, è uscita il primo larghi. elemento e Sono rimasti B e C. È stato presentato quindi una combinazione di largo-largo. E chiude però aveva anche lui un buon tempo nella seconda manche. 38,88, però porta a 8 le penalità. Va 8 infatti. E stiamo per entrare nel momento clou. Comunque sono sempre cavalieri che in gara tirano proprio la categoria per essere sempre tra i primi posti. E ora Michel Robert, terzo posto della classifica provvisoria dunque per Fuchs. È il turno, tanto stiamo rivedendo alcune fasi. Michel Robert, c'ha soltanto un punto di penalità. Peccato veramente, perché sarebbe stata una chance in più per lui avere lo 0. Eh sì, e vabbè, fatto 80 e 80, quindi è uscito fuori dal tempo che ricordiamo era 78 della prima manche, dunque ha pagato un veramente. punto di penalità che potrebbe essere pesantissimo Il per questa seconda manche. il controllare il percorso base gli ha purtroppo portato a rallentare la sua andatura. Anche qui non sta tirando tanto la categoria perché vuol giocare sul fatto del suo un punto di penalità e assicurarsi un altro percorso netto. Tranquillo, vediamo la gabbia monocolore, l'uscita Direi molto senza pulita, problemi, sì. senza problemi, sì. Non stringe troppo su questo verticale numero 17, Salto un po' riposato. sì, si sta proprio cercando di Poi c'è la assicurarsi linea, lo zero penalità. Cortimoni se c'è la linea con la linea famosa con linea con i fossi al sì. contrario, che qualche difficoltà potrebbe provocare, Ok. ma va molto bene in Molto bene, veramente. in questo momento Michel Robert. E con Chiude una penalità questo lungo finale, passa in testa. Allora, una penalità, passa in testa, 49,96, 49,96, dunque passa in testa la classifica parziale. Però Percorso attenzione, pulito, bello sicuramente da vedere. Vediamo attenzione, il nostro Vincenzo. campione in carica del 2003, e Vincenzo Chimirri, molto bella la sua prova nella prima manche, 0 ovviamente le penalità per Chimirri, che ha ottenuto anche un ottimo tempo nella prima manche. Ecco che si avvia la partenza, vediamo subito come 74 e decide. 62. Anche lui, da come affronta la girata, ritengo che miri più al percorso netto che a dare il ritmo alla categoria. Infatti, sapendo che Michel ha un punto di penalità, Bisogna gestirsi a questo punto. Sì. Sai cosa ha fatto l'avversario? Supera molto bene. A volte le categorie si vincono anche per strategia. Certo, questi due larghi B e C ereditati dalla doppia gabbia. Va bene anche questo La linea di verticale. Fossi al contrario. Attenzione, la linea di Fossi al contrario. Bene. E qui supererà e aumenterà la sua questo cadenza. lungo finale, attenzione, 47 secondi in questo momento, supera! Perfetto. Molto bravo, applauso per Bravissimo Vincenzo Chimirri, 49,97, grande salto di Vincenzo Chimirri. Passa in testa alla classifica. Diciamo che il Gran Premio sarà italiano. Attenzione, un punto di penalità però, perché è uscito forse fuori tempo. Sì. È uscito fuori tempo perché il tempo limite è 45, un punto di penalità. Si è troppo assicurato. Però passa in testa. È sempre in testa comunque. Sì. Guida la classifica provvisoria. E pensare che durante la ricognizione Vincenzo era molto timorato e voleva fare un percorso solo per mettere il cavallo in allenamento. La vittoria dunque è sicuramente italiana, come giustamente annuncia lo speaker, però attenzione, seguiamo Natale Chiaudani, l'altro binomio che ha fatto molto bene, e si gioca proprio sul filo dei centesimi. Sì, veramente, no, ma
Guardate la concentrazione, la voglia del pubblico. L'assicurarsi, lo 0 nella seconda manche porta a penalità fuori tempo e quindi certo, è una strategia veramente da ben valutare. Vai fuori 45, ovviamente paghi. Classifica in questo momento vede Michel Robert primo, 49,96, secondo Vincenzo Chimiri per un centesimo. Per un centesimo. 49,97, questa la grafica, vediamo un po'. Poi alla fine intanto seguiamo Natale Chiaudani, che è stato il penultimo binomio della prima manche, con Ariane Dautier. Peccato, veramente peccato per Chiaudani. Veramente peccato per Chiaudani. L'errore che ha compromesso dunque la prova. Chiude con 4, veramente peccato. Chiude con 4 penalità, 41,52, veramente si viaggia sul filo, scivola al quinto posto. Guardiamo intanto ora tra qualche istante c'è la classifica finale. Attenzione perché ci sono delle incongruenze rispetto alla nostra classifica. Viene data la vittoria a Vincenzo Chimiri, ne siamo contenti. Ci sono dei conteggi ovviamente differenti rispetto alla nostra grafica. Vincenzo Chimiri, dunque Vincenzo Chimiri vince la classifica ufficiale. Applausi a Chimiri, 49,97. C'è stato questo piccolo giallo per quanto riguarda la classifica finale, proprio per un centesimo. Applaudiamo la vittoria di Vincenzo Chimiri e chissà che la nostra regista Giustiniani ci possa offrire magari un briciolo di prova ancora di Chimiri per ovviamente elogiarlo. È stata una bella prova, Cortinovis. Sicuramente, anche perché, ripeto, Vincenzo durante la ricognizione mi disse che voleva fare un percorso per mettere il cavallo in attività, in agonismo, ma senza tirare troppo la gara, e invece a volte le soddisfazioni vengono anche da queste prove. Che tipo di europeo dunque ti aspetti per il prossimo anno? E siamo in conclusione. Ma sarà un europeo molto tecnico. Dunque risolto il giallo, Chimiri vince, ecco qui, elogiamolo. Benissimo. Proprio la conferma ufficiale, quindi sì, Vincenzo ha vinto il Gran Premio di San Patrignano. Anche i giudici avevano avuto qualche dubbio rispetto ai conteggi, e Chimiri che con un po' di giallo vince questa prova per un centesimo. Suspense fino all'ultimo. C'è stato un conciliabolo anche tra i giudici, c'era questo centesimo che divideva i due. Vincenzo perché Michel è uscito di ancora un punto. Anche Michel Robert è uscito di un punto, quindi proprio c'era la vittoria che è stata decisa dalle penalità del tempo. E dunque del tempo. 49,97. Applausi a Vincenzo Chimiri con giallo, ma vince meritatamente. Elogiamo i colori italiani. Al secondo posto Michel Robert, e dunque si chiude con la grande vittoria di Chimiri questa prova. Io ringrazio per il commento tecnico Marco Cortinovis, che ha disegnato e disegnerà ovviamente i percorsi per l'Europeo del 2005. Ringrazio l'esterna di Rai Sport e ringrazio la nostra regista Giustiniani per la collaborazione. Da San Patrignano è tutto, la linea può tornare a Roma.